Sto pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà che sarà. E intanto gira e va, gira, 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 e chi ci fermerà? Buongiorno a tutti, mi chiamo Ago Leonetti e sono un cane pastore. A me hanno dato l'arduo compito di aprire questa manifestazione. Sono anni che io ed i miei amici ci diamo un grande affare per portare avanti questo progetto. Noi vogliamo, con l'aiuto dei nostri amici comici, regalarvi un sorriso. Ma è un sorriso importante, perché ha un sapore dolce. Sai quei sorrisi che ti aprono il cuore? Quei sorrisi che divertono, ma mettono anche in moto tutte le rotelline del cervello. I sorrisi che vi vogliamo regalare sono molto importanti, perché se lo vorrete potrete aiutarci a moltiplicarli per donarli a chi veramente ne ha di bisogno. Questa festa, perché di questo si tratta, è dedicata a Daniele. Lui mi ha mostrato la stupenda montagna nella quale ora vivo. Io ho avuto la fortuna di conoscere Daniele e vorrei portare avanti il suo lavoro. Vi chiedo solo di aiutarmi, perché la felicità che si prova donando un sorriso non viene dagli altri, ma dal nostro cuore. Ed ora diamoci da fare. Siamo con Paolo Baldi, preparatore atletico dell'SD Gruppo Lupi Sammarinese. Una squadra che quest'anno al via. Come preparazione a che livello siamo? Sì, diciamo che mi hanno un po' coinvolto la famiglia Tamberi per l'amicizia che avevo con Daniele e con loro, e quindi mi sono ritrovato a fare un po' da preparatore atletico a inizio stagione ai ragazzi. Poi durante la stagione comunque con le gare tanto corrono 3-4 volte a settimana e quasi tutto scarico. No, la preparazione va via bene, anche se qualcuno è stato malato e ancora siamo un po' indietro rispetto magari sicuramente a altre realtà, perché a me comunque sia non piace partire subito forte, mi piace che i ragazzi trovano la condizione nei periodi diciamo da maggio, giugno in poi, e quindi siamo un po' indietro, anche se diciamo che Sebriakov, anche se è arrivato dalla Russia un po' grassottello, adesso è già rimesso, ha già un po' di gamba e sicuramente già nelle prime gare farà dei piccoli risultati. 10 atleti al via, sono reduci da una stagione che ha visto proprio al termine della stagione trovare i più bei successi. Sì, è la mentalità che hanno sempre avuto loro, che è quella di partire, io ho trasmessa un po' io negli anni che si era insieme io e Daniele, di partire tranquilli e poi quando gli altri calano cercare di venire fuori, perché quando c'hai i corridori freschi nel finale di stagione fai sempre la differenza. È una squadra, una buona squadra, secondo me è una squadra che può fare diverse vittorie, perché c'è il Sebriakov che gioca terzano che è in Italia e quindi sicuramente migliorerà un attimo il suo modo di correre, a volte un po' troppo attendista, a volte sbaglia tempi e sicuramente migliorerà. E poi c'è un bel gruppo tra stranieri italiani, anche qualche italiano che secondo me possono far valere le proprie qualità. Secondo te Sebriakov sarebbe pronto per il salto al professionismo? Fisicamente è un professionista, cioè ha un fisico, io ogni tanto ho amicizia con qualche ragazzo che avevo che ora sono nei prof, lui fisicamente è già a livello, deve un attimino sbloccarsi, cambiare un po' a livello mentale, essere più convinto dei propri mezzi, fare un po' più l'atleta, queste cosine qui. Se riesce a limare in queste cose e essere più continuo, credo che è a livello dei professionisti. Nel 2007 il sogno di Tamberi era quello di vincere Del Rosso e ci riuscì a vincere con un solo atleta al via e vinse Del Rosso. Nel 2011 secondo te quale potrebbe essere l'obiettivo più importante dell'anno? Ma no, diciamo che la squadra può essere competitiva diciamo, in tante gare, fanno tante gare importanti, basterebbe vincere 2 o 3 internazionali, credo che sia già una bella soddisfazione. Io credo che per le qualità espresse dai ragazzi, corse tipo Ponsacco, anche lo stesso Del Rosso, anche se magari non li invitano, però
sono gare che in finale di stagione possono essere timbrate. Siamo con Luca Zafferani, segretario della Federazione Ciclistica di San Marino. Questa mattina ha una festa si presenta la società affiliata a San Marino, l'unica società che voi avete affiliata dilettantistica. Sì, esattamente, è l'unica società dilettantistica che abbiamo affiliata, una società che ci sta dando grandissime soddisfazioni, sia per i risultati che ottengono questi ragazzi, sia per come si comportano tutti i dirigenti, tutte le persone che sono all'interno di questa squadra sono veramente eccezionali e stanno facendo un grandissimo lavoro. Lo scorso anno hanno avuto dei successi veramente importanti, anche per voi credo che sia un orgoglio avere una squadra così che poi oltre allo sport si dedica molto anche alla beneficenza. Sì, è un fattore veramente fantastico perché riuscire a fare della beneficenza e dello sport insieme penso sia una cosa veramente bellissima e questa squadra ci sta riuscendo benissimo. Sì, il prova lampante questa mattina qui a questa presentazione vediamo una marea di bambini e credo che sia un veicolo molto importante per avvicinare anche i ragazzi allo sport. Sì, infatti anche noi come Federazione Ciclistica Sammarinese ci stiamo muovendo veramente molto per cercare di portare più giovani in questa disciplina e comunque farla conoscere, perché se non la fai conoscere, non fai vedere cosa può essere il ciclismo, non si avvicinano. Io guardi, sono stato dilettante praticamente nel 2001, 10 anni fa esattamente, io ho fatto il primo anno da dilettante e posso dire che il ciclismo mi ha veramente aiutato tanto a crescere, a affrontare difficoltà nella vita normale che sinceramente non pensavo, sono rimasto sorpreso pure io da questo. Un augurio che facciamo a Tamberi, al gruppo Lupi nel 2011 dalla Federazione Ciclistica Sammarinese. Ma il mio augurio è quello che possano ottenere tante soddisfazioni, non dico tanti successi, ma tante soddisfazioni, perché è uno sport che deve portare soddisfazione questo. Dalla Federazione di San Marino alla Federazione Ciclistica Italiana, Giacomo Bacci, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano, una festa veramente del gruppo Lupi. Sì, una bellissima festa, ogni anno riesce a mettere in piedi un bellissimo spettacolo, soprattutto una grossa visibilità nel mondo dei bambini e quindi questo ci auspichiamo che possa essere un richiamo per il nostro sport. Un ringraziamento alla famiglia Tamberi che nonostante sia affiliata a San Marino, noi oggi qui siamo non solo come federazione di amicizia ma proprio un'amicizia che c'è con la famiglia Tamberi, quindi io credo che questo sia il massimo rispetto che dobbiamo avere. Sicuramente nella famiglia Tamberi il ciclismo scorre nel sangue e la prova lampante è questa mattina, vedendo queste centinaia di bambini che hanno portato qua per il concorso che hanno organizzato con le scuole di Pontebugianese, Chiesina, Ozzano. Questo veramente è un veicolo pubblicitario non indifferente. Ma credo proprio sì, come ho detto prima, vedere tanti bambini qui che oggi si parla di bicicletta, io mi auguro che in qualcuno di questi ragazzi possa rimanere questo mezzo importante, perlomeno per la nostra generazione lo è stato veramente il primo regalo che abbiamo avuto da ragazzi, mi auguro che possa ritornare perché anche vedendo quello che succede nelle città oggi che sono ingorgate come sono, l'opportunità di ridiventi un mezzo non solo di locomozione ma poi che si tramuti in sport. Siamo con Alessandro Serebrekov, questo quarto anno qua con il gruppo Lupi, come ti trovi in questo ambiente? Ma trovo bene, l'anno scorso ho chiamato in altre squadre, però non cambia niente, io sto qua, mi troppo piace la squadra questa. Anche abito qua, zona toscana, va bene, niente, piace tutto, ho provato quest'anno ancora, gruppo Lupi, speriamo se passa professionisti. Sicuramente ti stai trovando alla grande, quarto anno che sei qui, lo scorso anno 5 vittorie, come partiamo quest'anno? Aumentiamo il bottino? Non voglio chiedere per questo discorso niente, l'anno scorso 2 o 3 gare fortuna, sì io sto bene forma però è importante secondo me fortuna, sì anche come fisico come questa allenare sempre, io voglio pronto per tutte le gare però gare voglio importante quest'anno provare con il campionato russo, prima questo campionato russo voglio. Un giudizio sulla squadra del 2011. Siete all'inizio, siete assieme, ci sono dei ragazzi nuovi, ci sono dei nuovi arrivi, come li giudichi? Sì, squadra buona, 10 ragazzi, corridori sono, prendere uno velocista, uno scalatore italiani,
e anche i giovani, due stranieri. Pensare se c'è chi aiuta per me per chiudere volate, per tirare una volata, ma è importante questa, perché l'anno scorso da solo, tutto corre da solo. Ti senti pronto per il passaggio al professionismo? Sì, l'anno scorso io pensare voglio troppo passato, tutto il cervello, tutta testa pensa sono per passare. Dopo ho vinto Lombardia, un'altra gara, piazzamenti, secondo. E pensare passato io. Io ho anche sentito fisico 23, quest'anno 24 anni. Secondo me questa È un'età giusta? sì, per me secondo questo è giusto. L'anno scorso giusto, però non passa. Speriamo se quest'anno. Però ti hai un traguardo, un grande traguardo molto vicino. Stai aspettando 2 figli. Sì, aspettare 2 figli, 23 aprile arrivati, però vado via a casa per arrivare ai figli, però anche correre voglio russici, gare importanti. Gare inizio maggio, 3 internazionali e un'altre 4 gare belle. Squadre corre Continental tutti, voglio 10 giorni 9 gare, allora vado via per gare, anche per figli. Siamo con Stefano Gronchi, titolare del gruppo Lupi. Siamo alla partenza anche del 2011, una formazione direi agguerrita. Sì, ora Luchi agguerrita. Diciamo che noi partiamo sempre con il piede tranquillo, poi tutti gli anni facciamo 5-6 vittorie e per ora va bene così. Vittorie pesanti però. Sì, direi che sia Sibiriakov l'anno scorso come Filippo che come Boris hanno sempre puntato a delle vittorie importanti per passare di categoria. Speriamo quest'anno per Sibiriakov che ci riesca. Ora ho visto nell'intervista mentre parlava, faceva dei programmi, io spero per lui che questo sia l'anno buono da mantenere 2 figli, 2 bei gemelli che nasceranno ad aprile, speriamo in bene. Sicuramente ho detto che il prossimo arrivo è un arrivo a braccia alzate perché dovevano arrivare 2 gemelli. Sì, ci lascerà ora di aprile per una ventina di giorni, gli abbiamo concesso questa licenza che penso che si meriti. Dopo quando ritornerà ha detto farà fuoco e fiamme, speriamo in bene. Sicuramente, ritornando a questa mattinata di presentazione, direi vedere tanti bambini intorno agli atleti, a questi ciclisti e questo concorso che è stato fatto dalla famiglia Tamberi e voluto anche da voi, credo che sia un punto di orgoglio perché è una presentazione che esce fuori da tutte le altre presentazioni che si fanno. Tanto parteciperai a molte presentazioni, no? Te con i tuoi colleghi, quindi noi questo l'abbiamo voluto 3 anni fa fortemente perché fosse un qualcosa di diverso, cioè che questo ciclismo anche per noi rappresentasse qualcosa di diverso e quindi purtroppo questo è dovuto anche alla dipartita di persone a cui volevamo bene, però se la dipartita di queste persone ci dà questa forza per portare avanti queste iniziative, vuol dire che a qualcosa è servito anche questo. Lo stimolo lo abbiamo avuto stamattina vedendo tutti questi ragazzi e credo che sia un bel veicolo pubblicitario per lo sport del ciclismo portarlo nelle scuole. Ti ringrazio di darmi questa possibilità perché questi ragazzi veramente stamani mi hanno emozionato. Quando quei bambini hanno fatto quei 3 balli internazionali mi sono veramente emozionato e ho capito anche l'impegno di queste maestre, di quello che ci mettono, per una cosa semplice, perché poi è una cosa semplice che però sa donare un sorriso, ecco questa è una cosa bella. Sicuramente una presentazione con il sorriso questa mattina. Senz'altro, Andrea gli ha dato questo taglio all'inizio, gli ha voluto dare il taglio del sorriso, penso che ci sia riuscito, ecco, ci ha fatto sorridere su qualcosa di serio e poi abbiamo riso tanto con i gemelli siamesi, quindi una completezza. Allora se sei in attesa di un SMS da Andrea che ti dica si è vinto. Sì, l'hai sentito. Quando me lo manda io dico sempre questo, chi dice che vincere non importa e fare sempre una bella stagione è un bugiardo, io l'ho sempre detto tutti gli anni, quindi perché negarlo? Quando mi manda un SMS abbiamo vinto, io gli telefono, dico meno male e lui dice mi devi chiamare anche quando non vinciamo, ma mi viene meno spontaneo. Al termine di questa nostra chiacchierata un augurio che facciamo alla famiglia Tamberi e al gruppo Lupi. L'augurio è di ripetere sempre le stesse stagioni, le vittorie che anche se possono sembrare poche o tante sono sempre di grande soddisfazione. Siamo con il dottor Andrea Fiori, direttore della Fondazione Meyer. Si legge nel vostro manifesto
l'ospedale con l'amore dentro. Veramente questa mattina se ne è visto tanto di amore e tanti bambini. Sì, veramente, è molto bello. Quando ci sono queste manifestazioni con i bambini è veramente una cosa bella. Fatta poi da una famiglia, ecco, come quella Tamburi è ancora più bello. Vedere tutti questi bambini, cioè, che partecipano, poi ecco, in tutte le età scolari, e poi lo sport, il fatto sociale, veramente è bello, la solidarietà anche. Noi cresciamo insieme all'ospedale, questo è un ospedale che sta assumendo dei livelli veramente importanti nel contesto nazionale e tutti i toscani devono sentirlo e onestamente seguirci anche in modo costruttivo, anche quando c'è bisogno anche di qualche piccola critica, anche consiglio. Quello che ci tengo a dire è che i toscani si devono interessare a questo ospedale perché è il loro ospedale. Andrea Tamberi, presidente della CS Gruppo Lupi Sammarinese. Questa mattina si è fatta questa bellissima presentazione, tanti ragazzi, tanti bambini, credo che sia veramente un veicolo grande e immenso per entrare nelle scuole. Sì, è un bel concorso, quest'anno siamo cresciuti molto per questa manifestazione, hanno partecipato più di 500 bambini, quindi un grande risultato. Stamani erano presenti oltre 200, quindi per noi grande soddisfazione. Una bella mattinata, sport, come si è detto, cultura e tutto il resto. La squadra si è presentata, un gruppo veramente importante. Sì, è una bella squadra e anche quest'anno abbiamo cercato di allestire una formazione piuttosto valida e speriamo che continuino a lavorare come stanno facendo. E il collegamento fra lo sport, la cultura e la solidarietà è quello che portiamo avanti da anni e quindi speriamo che anche questi ragazzi, che quest'anno sono quasi tutti nuovi, riescano a entrare con noi in quest'ottica e portare avanti il loro progetto di ciclismo con il loro progetto di vita. Lo scorso anno abbiamo vinto 6 gare, specialmente l'ultima gara vinta da Serebriakov è stata veramente bella. E il Giro di Lombardia, che oltre che per la bellezza della vittoria in sé per sé, a me ha fatto grande piacere perché era il giorno del mio compleanno e il ciclismo per me è legato a Daniele, quindi mi sono ricordato quando 5 anni prima mi chiamò dicendo: Genovesi ti ha fatto un regalo, abbiamo vinto, e quindi è stata un'emozione ancora più grande. E io dico sempre che questo concorso non è il ricordo di Daniele, però questo concorso è stato creato da Daniele perché era un'idea che avevamo insieme. Io la sto portando avanti e spero di portare avanti il messaggio che lui voleva dare a questo sport, a questo ambiente. Con i fratelli Gronchi, Gruppo Lupi naturalmente, è oramai un matrimonio che si è assestato con la Sammarinese. Sì, continuiamo ad andare avanti con il Gruppo Lupi che ci dà un supporto veramente importante, ma non tanto a livello di sponsor vero e proprio, ma a livello di famiglia. Siamo diventati veramente una cosa unica. Come dicevo prima sul palco, Daniele aveva posto la squadra, i ragazzi al centro della squadra con gli sponsor e tutti quelli che lavoravano con loro. Quindi anche questi ragazzi quando arrivano io dico: qui non c'è presidente, direttore sportivo, siamo tutti insieme e lavoriamo tutti per un unico scopo. Quale sarebbe la gara che quest'anno terresti in particolar modo vincere? Ma non c'è una gara che noi teniamo particolarmente. Noi speriamo che facciano bene i nostri ragazzi. Abbiamo iniziato la stagione, siamo tornati un po' indietro, abbiamo ripreso con Paolo Baldi, che è un grande preparatore atletico, i programmi che faceva Daniele, nel senso partiamo molto piano, abbiamo lasciato i ragazzi tranquilli, hanno fatto gli sport che preferivano, cambiando, anziché andare in bicicletta, chi ha fatto sci, chi nuoto, e abbiamo iniziato da un mese la preparazione per prepararci verso metà stagione, quindi speriamo di confermare qualche vittoria, che sono sempre quelle che ci fanno piacere e ci danno la voglia di andare avanti. Siamo legatissimi a Alexander, che è l'ultimo corridore che ha portato Daniele a questa squadra. Mi ricordo sempre quando arrivò questo ragazzo che era molto grasso e gli si disse a Daniele: ma che hai preso? E lui mi disse: questo diventerà un campione. Abbiamo lavorato tanto per farlo arrivare al professionismo lo scorso anno, che è lo scopo della nostra squadra, non è vincere quindi dilettanti che non serve a nessuno. E quindi speravamo fin da ultimo, ma non ci siamo riusciti, è ancora con noi. A aprile avrà 2 bellissimi gemelli che sicuramente faranno parte anche loro della nostra grande famiglia. Bene, con Serebriakov abbiamo detto 23 anni, 24esimo vicino. Gli ho chiesto se era pronto al professionismo, lui mi ha detto sì, sono pronto, e veramente si vede che il ragazzo è convinto.
Sì, lui è convinto, è determinato, è un serio professionista. Lui quando monta in bicicletta. Il problema è che il settore del professionismo non è molto ben messo in questi ultimi anni e quindi nonostante le grandi lotte che facciamo per aiutarli, questi ragazzi non è facile. Comunque speriamo che trovi la strada giusta. Oltre al gruppo Lupi ci sono altri amici che ti danno una mano per affrontare la stagione, altri amici nel senso di sponsor? Sì, sicuramente, c'è Sorini, OMG, GoGo, sono moltissimi gli sponsor e sono moltissimi gli amici, perché chiunque di questi sponsor viene con noi alle scene, sta vicino ai ragazzi e li conosce. Il gruppo sportivo sammarinese è una famiglia? Sì, sicuramente, è una famiglia, impostata come una famiglia e così lavoriamo. Quindi chi arriva da noi o si unisce al nostro modo di pensare o se no deve cambiare ambiente. Bene, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e spero presto veramente di trovarti a questi microfoni per un'intervista da vincitori. Grazie. E con questo è veramente tutto dal Dancing Don Carlos di Chiesina Ozzanese, dove si è presentato l'SD sammarinese Gruppo Lupi, una mattinata veramente bella, tanti bambini, tante premiazioni e una mattinata destinata oltre allo sport anche alla solidarietà.